Per microclima si intende il complesso dei parametri climatici, quali ad esempio la temperatura, l'umidità, la velocità dell'aria, dell'ambiente nel quale un individuo si trova, sia al chiuso che all'aperto. Il microclima, se non gestito correttamente, rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o quantomeno una fonte di stress e disagio lavorativo penalizzante per l'attività economica delle organizzazioni. L'attività di prevenzione e di protezione verso i lavoratori è quindi finalizzata ad aumentare il benessere lavorativo e a prevenire possibili patologie anche causate dal rischio microclima. Il datore di lavoro, assieme al servizio di prevenzione e protezione, deve effettuare correttamente la valutazione del rischio microclima ed implementare le misure di prevenzione e protezione necessarie. Il corso, organizzato da Vega Formazione, consente di approfondire la corretta valutazione del rischio microclima.